Il giorno 25 novembre non ci saranno solo le primarie ma anche una raccolta firme davanti alle chiese contro le aperture domenicali. Ne abbiamo parlato con il direttore della Confesercenti di Venezia, Maurizio Franceschi. Oggi è tornato con noi il direttore della Confesercenti di Venezia, il signor Maurizio Franceschi. Buonasera. Buonasera a voi. Parliamo di una iniziativa che avrà luogo dal giorno 25 novembre davanti a tutte le chiese, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Confesercenti e la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Spieghiamo un po' di cosa si tratta. Domenica 25 inizierà questa campagna di raccolta firme davanti ai sagrati delle chiese. La finalità di questa iniziativa è quella di proporre una legge che blocchi le aperture domenicali, perché l'esperienza che abbiamo fatto in questi ormai mesi piuttosto lunghi, da quando cioè è stato introdotto col decreto Salva Italia dal governo Monti la liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali, i risultati sono stati tutti fallimentari. Non è aumentata l'occupazione, non sono aumentati i consumi, anzi è la fase di maggiore recessione da 20 anni a questa parte dei consumi. Non sono nemmeno modificate le abitudini dei consumatori. Solamente un 20% dei consumatori ha modificato la giornata di acquisto. Ecco, interessante la cooperazione tra due organizzazioni così differenti, la Confesercenti e la Conferenza Episcopale Italiana, soprattutto, come sottolineava lei in precedenza, il fatto che non si sottolinea l'aspetto prettamente economico, ma anche quello etico-sociale. Come è nata l'idea? Ma guardi, è nata da una convergenza nei mesi precedenti di opinioni e che hanno trovato anche una risonanza sui media sia da parte nostra che da parte dei autorevoli esponenti del mondo della Chiesa, ma anche di iniziative di singoli parroci in alcuni comuni, dove appunto manifestavano tutta la loro contrarietà alle aperture domenicali, al fatto che delle persone debbano trascorrere la domenica all'interno dei centri commerciali e a fare acquisti invece che dedicare proprio tempo alla famiglia, al tempo libero, ad altre attività che sono più consone appunto e che si richiamano a quei valori che noi non dobbiamo assolutamente perdere. Come stanno reagendo le aziende di fronte a questa iniziativa? Avete iniziato a cercare qualche loro opinione? Beh, le aziende, guardi, le piccole aziende sono ovviamente molto d'accordo, perché si aspettano che si metta mano a questa legge e si modifichi. Ma guardi, una recente indagine svolta da parte dell'Union Camere regionale su incarico della Regione Veneto ha detto delle cose molto interessanti e all'interno di questa indagine c'era un focus composto anche da imprese della grande distribuzione che, guarda caso, con qualche lieve differenza, esprimevano lo stesso giudizio che esprimiamo noi, che quindi esprimevano anche i piccoli commercianti, e cioè dicevano che le aperture domenicali, quello che dicevamo prima, le aperture domenicali sono più un costo che un ricavo, che l'occupazione che si è creata è un'occupazione molto precaria e quell'occupazione precaria ha invece provocato, va bene, l'uscita dal mondo del lavoro di un'occupazione a tempo indeterminato, va bene, di tante piccole aziende, perché hanno pagato in qualche modo le conseguenze di queste aperture domenicali. Benissimo, ci lasciamo con questa raccolta firme e ci vedremo in seguito per scoprirne i risultati. Grazie al direttore di Confesercenti Venezia, Maurizio Franceschi.